Tra poco va in scena una storia vera, anche se con qualche licenza poetica, una storia di libertà. In primo luogo di libertà, di una libertà cancellata, di una libertà rubata. È ciò che fece il regime fascista 83 anni fa nei confronti dei cittadini italiani ebrei, tutti, senza distinzione di professione, di età, di censo o di pratica religiosa. Cominciò il regime privando queste persone dei loro diritti di cittadinanza, in quanto bollate queste persone, come appartenenti a una razza inferiore e pericolosa. Poi, 5 anni dopo, con l'occupazione nazifascista dell'Italia, passò il regime alla deportazione di massa, alla loro spoliazione dei beni e allo sterminio nei campi di concentramento. Ma quella a cui assisteremo tra poco è anche una storia di libertà non rinunciata, di libertà non ceduta. La libertà questa di pensiero, di passione per lo studio e per l'insegnamento va in scena il professor Gino Luzzatto. Gino Luzzatto, come scopriremo durante lo spettacolo teatrale che porta la regia di Max Bazzana, non è solo il nome assegnato 54 anni fa a quello che allora si chiamava a Portuguaro la ragioneria, se lo ricorderanno i più vecchi, quelli come me. Il professor Luzzatto è qualcosa di più, è una persona, un intellettuale che ha dato molto alla nostra cultura italiana ed internazionale, europea soprattutto, e alla nostra libertà. E ancora oggi può darci e dirci molte cose utili. Vale la pena, vi assicuro, di conoscerlo meglio. Ringrazio la Fondazione Santo Stefano che ha sostenuto questo progetto. Saluto i sindaci di Concordia e di Portuguaro che sono qui con noi. Ringrazio le università di Bari e di Venezia, le città di Padova, di Portuguaro naturalmente, e la città metropolitana di Venezia, le comunità ebraiche che hanno concesso il loro patrocinio a questa iniziativa. Ringrazio i dirigenti scolastici e i prof, anche loro prof come Luzzatto, che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa. Permettetemi un doveroso e speciale grazie all'Istituto Gino Luzzatto, ai studenti della classe 5D SS, che sono qui, di questo e dello scorso anno scolastico. Un grazie speciale ai docenti e alla dirigente del Luzzatto, che hanno partecipato attivamente, queste classi, queste prof e questa dirigente, alla realizzazione effettiva dello spettacolo. Li vedremo anche loro tra poco. È bello tornare a teatro, devo dire, anche per me e spero anche per voi, ma credo di sì dalle chiacchiere che abbiamo fatto prima, per parlare, ecco, torniamo a teatro per parlare di libertà, per parlare della vera libertà, che è anche quella di poter liberamente insegnare e liberamente andare a scuola. Prima che si apra il separio, vi saluto con un arrivederci qui al Russolo, o in presenza, oppure nei social, quindi tramite questi mezzi, al prossimo 25 novembre. Il 25 novembre, come sapete, è la giornata internazionale per la eliminazione della violenza contro le donne. La celebreremo qui con un altro evento teatrale, Il corpo che parla, con Martina Boldarin, che poi sarà in scena adesso, un spettacolo dedicato a Victoria Osage, quella giovane donna vittima di un orribile femminicidio
diversi mesi fa e che non possiamo assolutamente dimenticare. Grazie, buon spettacolo a tutti. Sono nato nel 1878 a Padova e mio padre Giuseppe era goriziano, mia madre Amalia Salmon, veneziana, e sono l'ultimo di 5 figli. Devo essere sincero, sono legato da profondo affetto a tutta la famiglia, ma con a mia nipote Evelina Polacco, che considero come una figlia, ma con mia sorella Elena ho sempre avuto un rapporto profondo, speciale, quasi simbiotico. E credo che non ci sia stato un solo giorno in tutta la mia vita in cui, almeno per un momento, il mio pensiero non sia andato a lei, a mia sorella, a Elena.
la mia Ninetta. Sì. Cioè, come fossimo due gemelli e una stessa anima divisa in due che cammina per il mondo con quattro gambe. E anche quando siamo stati distanti, quasi telepaticamente, il nostro pensiero si rincorreva e si completava. E nei periodi più duri, le sue parole mi sono sempre state di grande conforto, mi hanno tenuto vivo. E lei diceva che si sentiva protetta dal mio dolce sguardo e dalla mia presenza. Entrambi non ci siamo accasati e anche se non ce lo siamo mai detti apertamente, forse è stato proprio per non togliere del tempo a noi due, che in vita abbiamo sempre condiviso tutto, nel bene, nel male, gioie, sofferenze, fin da piccoli. E fin da quando sono morti i genitori siamo stati la stampella l'uno dell'altra. E solo davanti a mia sorella riuscivo a piangere senza sentirmi giudicato, senza sentirmi un vigliacco, un debole. Certo, non andavamo sempre d'accordo, da buoni fratelli non andavamo sempre d'accordo. E entrambi professori, entrambi ebrei per nascita, mia sorella era sicuramente molto più religiosa di me. E io la rispettavo, anche se diciamo che la pratica religiosa non è mai stata una mia necessità, e lei non diceva niente, anzi, una cosa la diceva, che studiassi, che mi impegnassi, che diventassi un buon professore, che questo era quello che voleva il nostro Dio. E lei avrebbe pregato, che non sapeva fare di meglio. Buongiorno, comodi ragazzi, comodi. Ah, siete già seduti? No, va bene, state così, non è un problema, È già tanto che non vi abbia trovati stravaccati o coi piedi sui banchi, va bene così. Allora, visto che ormai il mio compito è diventato quello di constatare se siete in grado di memorizzare dati e date e di darvi un numero che identifichi il vostro grado di capacità mnemonica a medio termine, direi che possiamo cominciare. Come? Non hai capito? Scusa Lucia, potresti spiegare alla tua compagna di banco che ho detto in altre parole che adesso interrogo? Sì, lo so che ho interrogato anche la settimana scorsa, ma mi sono divertita così tanto che ho pensato di riprovarne l'ebbrezza. Come Stefano, scusa? Vuoi sapere che voto ti ho dato l'ultima volta? Cioè tu mi stai chiedendo che numero ti ho dato, ti ho assegnato. Allora, il numero che ti ho dato nell'esoterismo simboleggia l'individualità umana, l'intelligenza, la genialità, la creatività, tutte cose che evidentemente non ti appartengono più di tanto e che io cerco di infonderti con questo numero. Ma come che numero, Stefano? Un bel 5, no? Allora ragazzi, argomento facile. Attenzione, state in ascolto. La marcia su Roma. Non sto parlando della maratona annuale, naturalmente, ma bensì... Nicola, allora, quando fu fatta la marcia su Roma? Vuoi un aiutino? Facciamo una telefonatina a casa? Sì? Guarda, oggi mi sento in vena di giocare. Facciamo così, facciamo l'interrogazione in stile quiz, con le crocette. Vi va? Allora, risposta A, 49 avanti Cristo. Risposta B, 410 dopo Cristo. Risposta C, 1922. Sì, Nicola, 1922 dopo Cristo. Allora? Fino alla nascita di Cristo non è successo niente, quindi scartiamo il 49 avanti Cristo. Capito? Nicola, rispondi a una domanda.
Ma tu com'è che sei arrivato in quinta? Sai, secondo me, se esponessi le tue teorie a Maria De Filippi, potrebbe proporti un ruolo da tronista uomini e donne. Ma vuoi che ti faccia una letterina di raccomandazioni? Dai, su ragazzi, marcia su Roma 1922 ad opera di Mussolini e dei fascisti. Dai, su, oggi lo chiameremo un golpe, che poi non fu proprio una vera marcia. E se vi ricordate, Mussolini fu chiamato dal re. Vabbè, vedo il vuoto cosmico nei vostri occhi, lasciamo perdere l'interrogazione perché mi sembra proprio che non sia il caso. Però rispondete a questa domanda, ragazzi. Come si chiama questa nostra scuola? Luzzatto. E chi è Gino Luzzatto? Il capo fondatore di questa scuola. Il creatore di questa scuola. Allora, Gino Luzzatto è una scuola molto istruttiva che impara abbastanza cose. Per me Gino Luzzatto è il fondatore di questa scuola. Una scuola? Non lo so. Per me è una scuola. Una scuola. È una scuola superiore. Gino Luzzatto per me è il fondatore di questa scuola. Una scuola. Per me non so. Persona che ha, secondo me, costruito, diciamo, la scuola. Cambia. Regia Prefettura di Venezia, AD 21 maggio 1933. Oggetto: Luzzatto, professor Gino, fu Giuseppe e fu Salom Amalia, nato a Padova il 9 gennaio 1878, abitante a Venezia, San Marco 1083, repubblicano. Ministero dell'Interno, casellario politico centrale, Roma. In risposta alla nota su indicata di codesto onorevole ministero, comunico i connotati personali del professor Luzzatto Gino. Età apparente anni 55 circa, statura media, corporatura robusta, colorito bruno, roseo, viso ovale, naso rettilineo, bocca media, occhi castani, capelli, baffi castani, barba castana a pizzo, espressione fisionomica seria, andatura normale, veste decentemente. Il prefetto Bianchetti. Così venivo descritto dalla prefettura di Venezia. Vedete, ci sono due forze fondamentali che ci accompagnano in questo mondo, la paura e l'amore. E quando abbiamo paura ci ritraiamo dalla vita. Invece quando siamo innamorati, quando amiamo qualcosa o qualcuno, ecco che ci apriamo a tutto ciò che la vita ha da offrire, con passione, con entusiasmo e anche con accettazione. Ed è sicuramente per amore della politica che nel 1906 mi sono iscritto al Partito Socialista Italiano, il PSI, che avevo frequentato fin dagli anni universitari padovani. E di lì a pochi anni, sempre per passione, ho collaborato con Gaetano Salvemini alla fondazione del periodico L'Unità, dalle cui pagine scrivevo e partecipavo attivamente all'attività politica, sociale, culturale ed economica della nazione. E perché era un mio dovere, e non certamente per paura, mi sono arruolato e ho partecipato alla prima guerra mondiale all'età di 37 anni. Ero convinto che fosse necessario fermare la marcia trionfale del militarismo germanico. E da quando mi sono trasferito a Venezia, nella città natale di mia madre, nonostante la paura, ho apertamente manifestato la mia avversione per il regime fascista e nel maggio del 1925 ho firmato anch'io il manifesto degli
fascisti, degli intellettuali antifascisti, redatto da Benedetto Croce, incorrendo però, nel giro di pochi mesi, in pesanti intimidazioni, violenze rivolte a me, ma non solo, alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei colleghi. Ed è proprio per questo che allora mi sono concentrato esclusivamente, mi sono impegnato esclusivamente sulla mia attività di ricerca e sull'insegnamento. La polizia fascista d'altronde mi teneva d'occhio e proprio per questo nel 1931 ho firmato anch'io il giuramento di fedeltà al re e al regime richiesto a noi professori universitari per poter continuare ad insegnare. Naturalmente non l'ho fatto per vigliaccheria, anche se la paura c'era ed era tantissima. Avevo un dovere, un compito più importante: scappare, no? O attaccare apertamente il regime fascista non mi avrebbe permesso di comunicare e di insegnare ai miei allievi ciò che veramente contava. Perché solo l'amore per la conoscenza ci avrebbe permesso di far fronte all'abuso, alla violenza e alla superbia dei più forti. Allora ragazzi, facciamo finta che io abbia il potere su di voi. Sì, che poi di fatto è così, ma facciamo un ulteriore sforzo di immaginazione e facciamo finta che questa nostra classe sia una nazione. E io sono il vostro governatore. Voi mi pagate le tasse e io dovrei tenervi al caldo, proteggervi e fare in modo che voi possiate portare avanti le vostre attività. Ma io decido di entrare in guerra. E quindi tutti i soldi che voi mi date io li utilizzo per militarizzare la classe e per comprare le armi che mi servono. In questa nostra classe, in questa nostra nazione, ci sono 3 persone, Marco, Luca e Matteo, che sono gli unici che coltivano la terra, producono grano turco per fare i popcorn. Tutta la classe compra da loro i popcorn da sempre. Però loro 3 devono andare in guerra e quindi la produzione diminuisce perché le persone che dovrebbero occuparsi di questa cosa al posto loro non sono in grado di farlo e soprattutto hanno di meglio da fare, come ad esempio limarsi le unghie e per poi pittarle con quel meraviglioso smalto color ciliegia putrefatta, vero? La finite? Sto parlando con le 2 signorine lì, la signorina Paola e la signorina Giada. Diminuendo la produzione del grano, se le signorine Paola e Giada lasciassero il prezzo di prima, non potrebbero permettersi il solito tenore di vita, non potrebbero comprarsi lo smalto, il profumo di Dior, le borse di Louis Vuitton, non so neanche come si dica, e quindi cosa fanno? Aumentano i prezzi. Ma aumentando i prezzi, solo Ludovica, Giovanna e Noemi possono permettersi di comprare il popcorn. Il resto della classe ciccia. La stessa cosa, questo stesso meccanismo in grande scala lo chiameremo inflazione, questo meccanismo di aumento dei prezzi. E in Italia, dopo la Prima Guerra Mondiale, c'è una forte crisi economica e aumentano tantissimo i prezzi, soprattutto dei generi alimentari, quindi la popolazione comincia a non poter più comprarsi da mangiare. Ma torniamo a noi, alla nostra situazione, alla nostra classe. Gli alunni, gli studenti non possono più comprare il popcorn, cominciano ad infastidirsi per questa cosa perché non ritengono giusto che solo in pochi possano comprarlo e quindi cominciano a protestare. E anche in Italia, sempre in quel periodo, la popolazione comincia a protestare, invoca la rivoluzione, fa gli scioperi, occupa le fabbriche e la borghesia cerca di placare queste proteste in tutti i modi possibili. Ma torniamo un'altra volta alla nostra classe.
Giada e Paola cominciano ad avere un pochino paura, a spaventarsi. Allora Giada, che è la mente del gruppo, cosa fa? A ricreazione va a parlare con Andrea. Chi è Andrea? Andrea è un ragazzo muscoloso, alto, simpatico, bocciato quelle 3, 4, 5 volte, bello palestrato, così un po' bullo, e va anche male a scuola, ovviamente. Allora Giada va da lui e gli dice: senti Andrea, tu mi tieni a bada alla classe, io ti aiuto a fare i compiti e ti do anche un po' di popcorn. Ovviamente Andrea accetta. A ricreazione va in classe, minaccia tutti e la classe si azzittisce, nessuno parla più, tranne Giovanni, la solita testa calda che continua a protestare: no, perché io voglio il popcorn! E di conseguenza se le prende di santa ragione d'Andrea e finisce in ospedale con 4 costole rotte. La stessa cosa fa il fascismo. La borghesia, per placare i motti del popolo, si appoggia a Mussolini e alle sue camicie nere, che come Andrea, con le minacce e con la violenza, bloccano qualsiasi espressione di bisogno e di necessità. Dipende dalle materie, alcune materie per me sì, sono importanti da studiare, alcune invece no. Al giorno d'oggi, senza un diploma o senza una laurea, difficilmente si trova lavoro. Dipende se studi materie belle e anche divertenti. La conoscenza è un'importanza al giorno d'oggi per andare avanti. Guarda una cultura. Se vuoi raggiungere degli obiettivi nella tua vita, per me devi ottenerlo attraverso lo studio. Non è importante studiare, sinceramente, non è tutto nella vita. Si studia bene, tra virgolette, ti può anche aiutare. Dipende cosa. Per me è importante studiare ciò che ci piace, non trovo giusto studiare cose che non sono nei nostri interessi. E secondo me è importante anche per il futuro sì, è importante studiare. Dopo gli studi liceali mi sono laureato in lettere presso l'Ateneo di Padova, ma poi, visti i miei interessi in campo economico e giuridico, ho conseguito una seconda laurea in giurisprudenza ad Urbino e dopo aver insegnato in varie città italiane, Potenza, Grosseto, Perugia, Pisa, Padova, Bari, Trieste, sono arrivato finalmente a Venezia nel 1922 come ordinario della prima cattedra italiana di storia economica presso il Regio Istituto Superiore di Scienze Economiche e Sociali di Venezia, che poi diventerà Ca' Foscari. E proprio Venezia diventerà il fulcro della mia attività didattica e scientifica. E in tutta la mia vita credo di aver realizzato circa 800 pubblicazioni e proprio per questo, basandomi su argomentazioni approfondite e dati economici comprovati, avevo attaccato la politica protezionista di Mussolini. Allora ragazzi, che cos'è il protezionismo? Il protezionismo è una politica economica che prevede degli aiuti pubblici, quindi governativi, ad alcuni segmenti produttivi, attraverso dei dazi, delle tasse, in poche parole, che ostacolino o impediscano del tutto la concorrenza e l'importazione di prodotti stranieri sul mercato nazionale. Ed io ero convinto che a breve termine una politica di questo genere potesse dare la percezione di uno Stato forte, di uno Stato autonomo, ma nel lungo periodo favoriva l'isolazionismo,
il nazionalismo, l'abolizione della libera concorrenza, l'aumento ingiustificato dei prezzi, la disparità sociale e il concentramento di molto denaro nelle mani di poche persone. Ed è proprio per questo che ritengo la storia, e la storia economica in particolare, uno strumento di conoscenza imprescindibile per la comprensione della nostra società, nella società del suo complesso, perché noi siamo abituati a pensare che i protagonisti della storia siano i grandi condottieri, gli imperatori, i re. Sì, ma sono le folle dei non nominati, le masse, le comunità che spingono l'uomo attraverso i secoli. La storia, ragazzi, la fate voi giovani, la facciamo noi come singoli e come collettività, con i nostri interessi concreti, con i nostri bisogni vitali e con i conflitti tra le nostre varie classi sociali. Perché ricordatevi, ragazzi, nessun re è tale senza il suo popolo. Allora, ragazzi, secondo voi viviamo ancora in un periodo fascista? Forse per alcuni di voi sì, perché i governi ci impediscono di fare ciò che vorremmo fare, oppure il contrario. Per alcuni di voi magari no, perché comunque possiamo protestare contro il potere senza rischiare di finire arrestati o peggio ancora uccisi. Ma io ho la sensazione che qualcuno guardi ancora con nostalgia al fascismo, perché il nero, la prostituta, il rompiscatole, il sindacalista, il gay, il transessuale, lo zingaro. Ma chi li vuole vicino? Chi vuole vicino un debole? Tu? Tu avresti per caso del tempo da dedicare a un disabile? E tu? Inviteresti mai una domenica a pranzo a casa tua un clochard, un vagabondo, per pranzare insieme? E tu? Occuperesti una parte del tuo tempo per insegnare, che ne so, a un gruppo di immigrati africani qualche parola di italiano o le regole di come ci si comporta per strada? Beh, diciamoci la verità, non è neanche una questione di razzismo, ma sono proprio quelle persone lì, lo sporco, il poveraccio, queste persone che riteniamo deboli, che riteniamo inferiori, che riteniamo ininfluenti per la nostra vita, sono solo una perdita di tempo. Ma perché dobbiamo stare lì ad aiutarli, a capirli, a comprenderli? Dai, via, fuori dalle balle, pulizia, che muoiano in mezzo al mare, sotto un treno, presi a pugni, a calci in un vicolo. Tanto a noi che cosa ce ne frega? Neanche ci interessa più di sentire le notizie che li riguardano, sono diventate ormai banali, normali, come i balletti delle veline a Striscia la notizia. Ma allora figuriamoci la storia. Ma che palle la storia! Ma se non ce ne frega un cazzo di quelli che ci stanno intorno, che cosa ce ne frega a noi delle guerre, delle epidemie, della politica, dei babilonesi, dei greci, dei romani, degli Incas, dei Maya, degli Aztechi? Ma che cazzo ce ne frega a noi della rivoluzione francese? Ma dai, ma di Napoleone basta ricordarci che teneva la mano nel panciotto, no? E Leonardo da Vinci ha fatto delle invenzioni straordinarie, ma nulla a che vedere con le invenzioni del nostro tempo, le bombe, gli aerei, i cellulari, Google. Ma che cazzo ce ne frega di studiare le leggi razziali, la marcia su Roma, il muro di Berlino, la muraglia cinese, la guerra fredda? Che cazzo ce ne frega della Palestina e di sti cazzo di ebrei? Il problema di
importante attualità è quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie, poiché la storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio, e per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Il problema ebraico non è dunque che un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. Regio Decreto Legge 15 novembre 1938. Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione, re d'Italia, imperatore d'Etiopia, riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana e di coordinarle in un unico testo con quelle sinora emanate, unito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Duce, primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, e del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze, abbiamo decretato e decretiamo. Articolo 1. A qualsiasi ufficio o d'impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, né possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Articolo 2. Delle accademie, degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica. Articolo 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. Articolo 4. Nelle scuole di istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Regio Decreto Legge 17 novembre 1938, capo secondo, degli appartenenti alla razza ebraica. Articolo 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello Stato civile e della popolazione. Mi sono sempre schierato a favore delle grandi cause che ritenevo importanti: il suffragio universale, l'attenzione per favorire gli interessi del Mezzogiorno, il rinnovamento delle scuole, delle strutture amministrative dello Stato, la difesa dei diritti e delle libertà dei cittadini. E ho sempre cercato con tutti i mezzi a mia disposizione di combattere tutti i parassitismi e i privilegi economici e sociali. E con l'aiuto di Ernesto Rossi, che era un docente, un giornalista e un economista, che fu arrestato nel 1930 mentre insegnava ai suoi allievi, diciamo che ero diventato il ponte tra gli antifascisti non comunisti veneziani e quelli milanesi. Ernesto era un carissimo amico che in un primo tempo si era fatto trasportare dalla passione per un suo collega che scriveva nel suo stesso giornale Il Popolo d'Italia, un certo Benito Mussolini, proprio lui. Ma poi, di fronte alle
bestialità fascista e alle menzogne della propaganda governativa, si era ravveduto ed era diventato ben presto un antifascista convinto. Ed ecco dunque che Ernesto, nei suoi frequenti viaggi in settentrione come commesso viaggiatore della stampa clandestina, non dimenticava mai di fermarsi a Venezia, di passare per casa mia per lasciarmi un pacchetto con i giornali, con gli opuscoli sovversivi da distribuire alla cerchia delle mie conoscenze. E una volta infatti mi disse che ero l'unico tra le persone che conosceva e quelle che secondo lui aveva una certa posizione sociale a non tirarsi mai indietro davanti alla richiesta di distribuire questi stampati. E infatti, tant'è che nel 1928 mi arrestarono, sospettato anche di far parte dell'associazione clandestina Giovane Italia, fui tradotto, fui portato nelle carceri milanesi e lì ci rimasi, scusate, per circa un mese. Vedete, nella mia vita ho sempre cercato di non recare danno alle persone e questo proprio lo considero un obbligo morale, perché penso che affossare gli altri sia un modo disonesto per cercare di sentirsi superiori di quello che in realtà siamo. E quando ci si sente inferiori, non ci sono molte alternative. O ci si eleva, si coltiva il nostro sapere, il nostro intelletto, le nostre capacità, la conoscenza di noi stessi, degli altri, del mondo, oppure si abbattono gli altri. Ecco quindi che abbattere, sminuire, svilire, denigrare, imprigionare, uccidere sono dunque le prime armi a venire usate per prevaricare gli altri. E agendo così, certo, potremo primeggiare, spadroneggiare, ma la nostra pochezza, la nostra stupidità rimarrà tale, anzi si autoalimenterà, si espanderà nel vuoto culturale, intellettuale che noi stessi con la nostra violenza abbiamo creato. Ma che senso ha usare questo meccanismo? Saremo costretti a vivere isolati? Le persone avranno paura di noi, non rispetto. E il rispetto suscita ammirazione, passione, desiderio di far parte di qualcosa di importante. E la paura invece crea meccanismi di sudditanza, clientelismi e quando viene compressa sfocia inevitabilmente nella violenza.
Era dicembre ovviamente, mio padre mi portava a Portogruaro in bicicletta a prendere la cioccolata calda e praticamente erano verso le 3, 3 e mezza del pomeriggio e si sente arrivare un gran repeton, mi dice un grande rumore eccetera, e arrivano 3 camion che si collocano praticamente sul listone a distanza di 10 metri. E ognuno di questi aveva una persona e erano questi 3 con la corda al collo, ognuno con le mani legate dietro. Nel frattempo erano arrivati le SS e ci hanno detto via, no? C'era la madre di Liberati che gridava perché era proprio davanti a casa sua praticamente, no? Sul camion, con il motore sempre acceso, ci sono 3 giovani ammanettati: Bernardino Vidori, Antonio Pellegrini e Ampelio Iberati. Un fascista con una pila accesa fruga i loro volti, le corde, l'armeggiare confuso attorno a un lampione. Il rombo del motore del camion aumenta di intensità. Una improvvisa accelerata e il cassone con la spondina posteriore ribaltata sfugge sotto ai piedi di Antonio, che rimane appeso con il cappio al collo al primo lampione. Il rombo ora continua lento e sordo. Ecco, il motore accelera di nuovo e Bernardino è il secondo a rimanere impiccato al lampione successivo. A qualcuno pare di aver udito un grido: Assassini! Ma tutto si confonde nel cervello. Chi ha udito sente il cuore che gli pulsa in gola. Ora il motore sussulta pacato. Nei volti degli astanti, nell'aria, nell'immobilità delle palme tra quei muri di casa il tempo non esiste più. Il camion è sotto il terzo lampione. Una benda viene passata sugli occhi di Ampelio. Il partigiano ha i polsi legati da una cordicella. Ora ha il cappio al collo. Nell'aria gelida e oscura risuona un grido ripetuto per 3 volte. Mamma! 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 Una forte accelerata soffoca il rumore di quelle parole. Poi il silenzio. Ma l'eco di quel grido si ripercuote nella piazza, tra quelle case, nelle gole dei presenti, nell'aria fredda della sera. Il rombo dell'autocarro si spegne in fondo alla via. La piazza rimane vuota di voci e di rumori. Soltanto la brezza gelida della notte striscia sul lastricato del listone, serpeggia tra le colonne. Il chiarore livido di un mattino nuvoloso scopre la vergogna di quei corpi appesi, chiusi in logori cappotti militari. Qualche favilla di neve volteggia nell'aria, si posa sul grigio verde dei cappotti, sui capelli ispidi dei partigiani. La piazza è muta e solenne, attonita, con attorno tutte quelle imposte chiuse come occhi spenti e i passanti rari e frettolosi. Una donna si ferma presso i 3 lampioni e si fa il segno della croce. Una camicia nera con un fiammifero acceso bruciacchia la barba di uno degli impiccati e lo schernisce. Poco lontano un tedesco con il fucile a tracolla ride divertito. Poi più nulla. Nella piazza rimane un silenzio di neve.
13 settembre 1943. Caro Gino, spero che il tuo viaggio verso Roma sia stato privo di intoppi e mi auguro con tutto il cuore che tu riesca a trovare rifugio in luoghi più sicuri di questi che hai lasciato. So quanto ti pesi questa fuga, non stare lontano da tua sorella Elena, che fortunatamente ha trovato rifugio in Svizzera. Conosco bene la caratura d'animo che possiedi e le molte cose che ci accomunano in questa nostra vita, l'amore e la dedizione per l'insegnamento e la formazione culturale e intellettuale dei nostri giovani. Entrambi abbiamo partecipato alla Grande Guerra ed io, con la mansione di maggiore medico ausiliario, mi sono guadagnato la menzione speciale di patriota entusiasta di fede incrollabile. Un titolo così pomposo che ora, se i tempi non fossero così angosciosi e drammatici, mi farebbe quasi sorridere. Ho sempre condotto le mie battaglie in pace, ho cercato di aiutare i bisognosi negli ospedali, insieme a mia sorella Paolina ho attivato un ambulatorio per i più sfortunati. Mi chiamano il medico dei poveri. Fortunatamente, al contrario di quanto è successo a te, caro Gino, sono andato in pensione prima di dover subire l'umiliazione di essere licenziato dal mio ospedale. In compenso sono stato radiato dall'albo come tutti gli altri medici ebrei. E 3 anni fa, nonostante non avessi mai frequentato la sinagoga e non fossi credente, il rabbino Adolfo Ottolenghi e il consiglio della comunità israelitica di cui fai parte anche tu mi hanno chiesto di assumerne la presidenza. Ero certo che la situazione sarebbe peggiorata, che il compito sarebbe stato arduo, ma non mi sono tirato indietro. Ho organizzato la scuola per i bambini, ho cercato di difendere la comunità dalle violente e vigliacche aggressioni della stampa e delle squadracce fasciste. Ma adesso, dopo l'armistizio, la situazione sta davvero peggiorando. Io, come presidente della comunità ebraica, sono in possesso delle liste aggiornate di tutti gli ebrei residenti in città e sono a conoscenza anche di quali siano i cristiani che li nascondono ed ho paura perché mi sono reso conto che non ho più la forza e la temerietà necessarie per riuscire ad oppormi agli interrogatori, ai confronti, alle torture e quindi non mi resta che una sola cosa da fare. Lascio alla biblioteca dell'ospedale civile i miei 1684 preziosi volumi. Dono 240.000 lire in buoni del tesoro affinché la loro rendita venga impiegata per elargire ogni anno 4 premi 16 settembre del 43. Nel ghetto di Venezia, il rabbino Adolfo Ottolenghi sta celebrando le nozze di Fausta Brandes e Angelo Calimani. Quando giunge la notizia che il presidente della comunità ebraica, Giuseppe Iona, si è suicidato, la lieta cerimonia si trasforma in una triste commemorazione del professor Iona. Ma soprattutto i presenti si rendono conto con angoscia della rapidità con la quale si sta aggravando la situazione per gli ebrei. I 2 sposi, allarmati, il giorno dopo prendono la strada per la Svizzera. Come loro, molti ebrei scappano. Giuseppe Iona non è stato solo un ebreo, è stato un grande uomo, esempio di un vero essere umano. Altro che razza superiore. C'è una definizione così drammaticamente superficiale di chi per tristezza, paura, fatica, indolenza o mera e volgare vigliaccheria non è in grado nella vita di fare niente, non è in grado di farsi trasportare da una passione, non è in grado di sviluppare un talento. La violenza è facile, più difficile è aiutare e non voltare le spalle alla sofferenza. Quando nel 1938 fui cacciato dall'università non per incompetenza, ma solo perché ero ebreo, fu molto doloroso. E ricordo che per non lasciarmi andare alle lacrime mentre uscivo per l'ultima volta dal mio ateneo, ho trattenuto respiro fino a quando, senza essere visto, sono riuscito ad infilarmi in una calda deserta. Ma poi, piano piano, ho reagito.
Non mi sono abbandonato allo sconforto. Ho cominciato ad organizzare i viaggi degli ebrei fuggiti dalla Germania, dai territori occupati, in Palestina, nelle Americhe, ma soprattutto insieme alla mia amata sorella Ninetta e Elena ho allestito la scuola per gli studenti ebrei. Era importante che i giovani non fossero privati del beneficio dell'istruzione ed era importante che i giovani della convivenza con i loro coetanei, capite? Nonostante in un ambiente in cui tutti si impegnavano a rendere più sereno nonostante le drammatiche difficoltà, perché alla violenza si contrappone solo la conoscenza. Anche i più violenti e ignoranti alla fine chiedono aiuto e noi dovremmo essere sempre pronti a rispondere con saggezza. Allora ragazzi, concludiamo la nostra lezione con una riflessione. Domanda: quanto fa 2 elefanti più 2 elefanti? 2 elefanti più 2 elefanti fa... Ragazzi, 2 più 2, 2 elefanti più 2 elefanti fa... 4 elefanti, grazie. E se io dico 5 leoni più 5 leoni fa 10 leoni. Ma se io dico 3 giraffe più 3 coleotteri, 6 fenotteri. Fenotteri, sì. Da oggi giraffa più coleottero fa fenottero. Però questa è la mia risposta, è la mia fantasia, la mia creatività, ma serve per allenare la mente, per trovare delle soluzioni ai problemi quando non riusciamo a trovarle, quando non le vediamo, per creare delle ceste di contenuti nelle quali inserire gli attrezzi che poi ci possono servire per aggiustare le cose che non funzionano fuori e dentro di noi, per essere più critici sulle cose che non conosciamo, per trovare un altro punto di vista, per confrontarci con gli altri e magari a volte anche essere in grado di abbandonare la nostra verità perché magari la persona con cui ci stiamo confrontando capiamo che potrebbe anche avere ragione. Senza allenare il sapere, anche quello antico, quello che ci sembra inutile, quello che vabbè dai, tanto non mi serve mica per fare la spesa, siamo in balia di chi ci vuole soggiogare per il proprio tornaconto. Rischiamo di essere presi all'amo dai bisogni degli altri, senza riconoscere o senza ricordare ciò che conta per noi veramente. La scuola, in tutti i suoi ordini e soprattutto nei suoi rami più alti, non può sostituirsi alla pratica, non può addestrare a fare e non può nemmeno proporsi come scopo principale di fornire delle cognizioni utili. Ma essa raggiunge la sua finalità più elevata quando abbia insegnato a studiare, quando abbia abilitato alla ricerca, alla critica, al ragionamento, quando abbia creata la particolare forma mentale necessaria all'esercizio di determinate attività.